Tant'è vero che non sono medici dedicati a attività specialistiche, sono i medici che inizieranno, ma sono medici, laureati che hanno fatto tirocinio, addirittura abilitati per fare il medico. Solo che la legge italiana, a differenza di qualche altro paese europeo, prevede ulteriori 5 anni di specialità. E ben venga la specialità, lo dico fino in fondo. Però è pur vero che in un momento di necessità dobbiamo anche fare in modo di avviare alla professione anche questi medici. No, il ricorso, guardate, io auspico, visto che è stato annunciato, che venga presentato, anche perché per me sono un elemento anche di valutazione, di capire se c'è qualche indicazione dalla quale potremmo tener conto. Però a tutt'oggi non abbiamo visto ricorsi. Dovete chiederlo a Danao e ai signori di Danao che lo hanno annunciato. È il tavolo che tutti auspicano di incontro e di confronto sulla delibera? Ma noi incontriamo tutti quelli che vogliono essere incontrati, però voglio anche ricordare che ci sono dei ruoli. Io non mi sono mai occupato della formazione universitaria piuttosto che delle attività sindacali. Nel mio oggetto sociale di questa impresa che si chiama Regione del Veneto c'è scritto curare i veneti e se mancano i medici devono assumere. Punto. Grazie.